Stava tornando a casa Stefania Signori a Gizzeria. In macchina con lei c'erano i suoi bambini di 7 e 2 anni. Erano le 20:30 circa. La pioggia torrenziale ha ingrossato il fiume, questa l'utilitaria sulla quale viaggiavano la giovane mamma e i suoi figli. L'auto si è impantanata sul cavalcavia che collega San Pietro Lamitino a San Pietro a Maida. La donna probabilmente ha cercato riparo, ha lasciato le 4 frecce accese, ma è stata travolta dall'acqua. Il marito, non vedendola rientrare, ha dato l'allarme. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Poi, questa mattina, il tragico ritrovamento. I corpi di Stefania e quello del bimbo di 7 anni sono stati rintracciati dai vigili del fuoco nel greto del fiume, tra gli uliveti. Erano a circa 50 metri l'uno dall'altro. Mancava il bimbo più piccolo. L'area è stata sorvolata dagli elicotteri dei vigili del fuoco per trovare anche il bambino di 2 anni. Una famiglia spazzata via dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona. In Calabria, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, sono caduti 300 millilitri d'acqua in sole 6 ore, un'ondata di maltempo che ha causato morti, danni e disagi. Sempre nella Metina è crollato il Ponte delle Grazie sulla strada provinciale 19 nel comune di Curinga. Numerosi smottamenti hanno interessato poi altre strade. La pioggia incessante ha ingrossato le acque del torrente Cantagalli che è esondato. In alcuni quartieri gli abitanti hanno trovato riparo sui tetti. L'acqua infatti ha raggiunto i piani inferiori e 16 persone sono state salvate dai vigili del fuoco. Si tratta di 2 operai che erano rimasti bloccati in alcuni capannoni della zona ex SIR e di alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sui tetti delle abitazioni. Molti gli automobilisti rimasti bloccati nelle auto. Le strade completamente allagate hanno reso impossibile il transito dei veicoli, per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco SAF fluviale con i gommoni. Ed ecco la situazione nell'area interna alla Fondazione Terina, sede di molte strutture anche del nuovo centro protesi INAIL. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in salvo diverse persone. A causa del maltempo poi voli cancellati all'aeroporto di Lamezia e disagi anche per la circolazione ferroviaria.